Posso avere la segnalazione di batteria scarica nel mio impianto di allarme anche se ho la batteria nuova? Di questo parliamo nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, ma sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Nel video di oggi, come dicevo poco fa, parlavo di una cosa che può capitare e parlo della segnalazione di batteria bassa nonostante vi sia la batteria nuova. Che cosa succede? Succede che la centrale non sia in grado di caricare in modo corretto quella batteria. Di conseguenza, quando verrà fatto il test dinamico sulla batteria, sempre da parte della centrale, questa rileverà una bassa tensione e quindi mi restituirà il messaggio di errore, la segnalazione di guasto di batteria bassa. Che cosa significa? Significa che non sono in grado di caricare in modo corretto quella batteria e la colpa in genere, non voglio dire che sia per forza sempre così, ma 90 volte su 100 il responsabile di questa anomalia è l'alimentatore della centrale e sto parlando senza timore di sbagliare dell'alimentatore switching. Che cos'è l'alimentatore switching? L'alimentatore switching è quell'apparato, quell'apparecchiatura che si occupa di alimentare la scheda della centrale e di conseguenza tutti i carichi ad essa collegati, compresa la carica della batteria. L'alimentatore switching è un oggetto tipo questo. Ora, questo è un alimentatore switching della Mingwell, ma ce ne sono in giro di tantissimi produttori, di tantissime forme, di tantissime potenze, eccetera. Ecco, questo è il responsabile, non questo nello specifico, ma il tipo di alimentatore simile a questo è il responsabile dell'anomalia batteria bassa. Ecco, questo invece, qualcuno forse lo riconoscerà, è uno di quegli oggetti sostituiti proprio per quel problema ed è un alimentatore switching. Che cosa significa alimentatore switching? Alimentatore switching significa che c'è una scheda elettronica al suo interno che trasforma la corrente di rete, quindi la corrente di 230 volt di casa nostra, la trasforma e la raddrizza in 12 volt nominali, che non sono 12 ma poi lo vediamo, per alimentare le apparecchiature dell'impianto di allarme. Ecco, ho detto 12 volt, sono nominalmente 13,8 volt circa, poiché se ne ho meno, se sono meno di 13,8 non riuscirò a caricare la batteria. Ecco perché mi trovo o potenzialmente mi posso trovare la centrale accesa e quindi apparentemente funzionante, ma allo stesso tempo la segnalazione di batteria bassa, perché l'alimentatore, a causa di un guasto interno, non riesce più ad erogare quella corrente, quella tensione di 13,8 volts. Se ne ho meno, se ne ho 12, come dicevo erroneamente prima, l'apparecchiatura, quindi la centrale, le tastiere, tutto quanto continuano a funzionare apparentemente in modo corretto, ma non possiamo caricare la batteria.
Attenzione, ho detto alimentatore non a caso e non trasformatore, perché noto ancora un po' di confusione. Capisco che per chi non è del settore non sia facile, non sia semplice districarsi in tutti questi tecnicismi, ma la differenza tra un alimentatore come questo e un trasformatore come questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Questo è un alimentatore, ovvero è lui che eroga i 13,8 volt nominali in corrente continua, mentre un trasformatore come questo, nel caso specifico, è un trasformatore che eroga 19 o 20 volt in corrente alternata. A quel punto la mia centrale, la scheda della mia centrale dovrà necessariamente avere a bordo scheda il suo alimentatore switching. Quindi non è che non c'è la parte switching, c'è, ma se ho il trasformatore è a bordo della centrale, se ho l'alimentatore è a bordo dell'alimentatore. Ecco, svelato, spero di aver chiarito almeno questo strano caso della batteria bassa anche in caso di batteria nuova. Spero di averti chiarita questa cosa. Succede, a me è successo molto spesso. C'è stato un periodo nel quale ho fatto da assistenza tecnica per un noto marchio di impianti di allarme e ho cambiato più alimentatori in quel periodo che nel resto di tutta la mia vita professionale. Spero di averti dato uno spunto valido sul quale riflettere. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ti aspetto nei prossimi video. Ciao!